Salve, salve a tutti, benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata dell'unboxing dei vinili di Reni J. Ok, sto ancora incollando qualche link, qualche cosa a qualche altro amico. Aspettiamo un attimo, magari che si collega qualcun altro. Ok, e niente, vediamo un po'. Ok, c'è già qualcuno connesso, vedo qualcuno connesso tramite Facebook. Aspettiamo ancora qualche istante. Intanto diamo un'occhiata rapida ai vinili che abbiamo visto ieri. Rapidamente c'era RAF, il suono c'è, e se è la più bella del mondo. Andiamo proprio veloce. Taglia 42 regolare, veloci. Intanto questi sono gli articolo 31 Aria, Tullio d'Episcopo, eccolo qui, Stop Bajon, Tullio d'Episcopo. Ok, Electromagnetic Firebird, questo è Trance, Progressive Trance Firebird. C'è Piotta, la mossa del Giaguaro, questa già l'abbiamo vista ieri. C'è Niccolò Fabi con Capelli Remix, vado veloce, Sottotono, Amor de mi vida, sottotono. Ok, vado veloce, buon pomeriggio a tutti. Oggi è 5 settembre 2020, Gemelli Diversi musica, eccolo qui, Gemelli Diversi. Poi c'era la Hit Parade Latina, il volume 2. Ok, andiamo avanti. Questo era quello che vi ho fatto vedere, che vi ho spiegato, è un LP di sigle di trasmissioni TV, dove dentro c'è anche Speedy Gonzales, c'è Heidi, c'è l'Uomo Tigre, vabbè, c'è Sandokan, Orzo Way, Paul Rutherford, I Want Your Love, eccoci, bene, GMVJ Music Sensation. Poi c'era Gerry Scotti, Let's Show, Salute. Ok, e poi l'ultimo era quello bellissimo, il remix degli FL65 di Toro Loco di Piero Pelù. Ok, e ci siamo rivisti quelli che abbiamo visto ieri, insomma, già erano noti, insomma. Benvenuti anche a chi ci segue da Twitch, siamo collegati anche tramite YouTube, ok? Quindi benvenuti a tutti a questa nuova diretta. Come sempre io non ho tantissimo tempo, però quel poco tempo che ho vediamo di fare questi unboxing. Ce ne sono ancora parecchi da vedere, quindi proviamo a finirli oggi, ma io a una certa ora poi devo andare via, che ovviamente, come leggete sotto, ho una pizzeria, quindi diciamo che c'è parecchio lavoro. Poi oggi è sabato e quindi bisogna per forza dedicarci, sì. Allora, Camino della Vita, Sergeant Garcia, eccolo qua. Dietro è molto semplice, hanno optato per un rosso di sfondo con delle scritte nere. Ok, Sergeant Garcia, Camino della Vita. C'è anche la Capitana, featuring la Capitana, che ha contribuito alla realizzazione di questo disco. Ecco, questo, il prossimo è un bellissimo vinile, il prossimo è molto bello. C'è un amico che ce l'ha in picture disc, io picture disc non l'ho trovato, eccolo qui. Questi sono gli articolo 31 con 2030. Questo è un disco molto bello, le parole sono bellissime. È incredibile che negli anni 90 sia stata scritta una canzone, questa addirittura del 96,
Qua si parla dei giorni nostri, anche se siamo nel 2020, però qui nelle parole si parla che ci stanno le maschere anticasse per andare in giro, noi andiamo sempre in giro con le mascherine. Si parla che per prendere il bus ci vuole il pass e quasi ci stiamo arrivando. Purtroppo diciamo che parecchie cose che stanno cantate nei versi di questo brano degli articolo 31 piano piano si stanno verificando. Speriamo che tutto migliori, ci auguriamo tutti quanti di tornare alla normalità il prima possibile, ok? Di tornare a sentire la musica dove e come vogliamo, ok? Caigo, dove sei? Questa ovviamente la custodia è generica, è una custodia nera, eccolo qui. Caigo, dove sei? Dall'album Friable, friabile, no, friable, perché c'ha due E, non è friabile, è friable. Ok, Caigo, dove sei? Oh, grandissimo. Angelo e Acida English Version. Rozak. Su EMI Records, questa è l'etichetta EMI, Questa non è una custodia generica, infatti vedete che c'è tutto scritto, ok? Quindi non è una custodia generica, come quella di prima. Perfetto. Andiamo avanti. Ah, eccoci qua con i ladri di biciclette Dr. Jazz e Mr. Funk. Dr. Jazz e Mr. Funk. Addirittura queste sono le versioni remix dei ladri di biciclette Dr. Jazz e Mr. Funk. Chi è che non la ricorda questa canzone? Diciamo, si cantava parecchio. Loro sono diventati famosi proprio con la ladri biciclette. Siamo là e siamo qua. Va bene, ma andiamo avanti, noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Oh, il prossimo è una compilation che mi sa che io già c'avevo, sono sicuro di già avere, però l'ho ripresa perché sono molto affezionato ed è Bimbo Mix. Attenzione, Bimbo Mix. Qui dentro c'è Malanotte No di Renzo Arbore, c'è L'estate sta finendo dei Righeira, Il materasso sempre di Renzo Arbore, c'è Hasta la vista dei ricchi e poveri, Il ballo del qua qua di Romina Power, Happy Days, e poi ci stanno dei Babies, un gruppo di bambini che cantano We Are the World. Poi c'è Alice Foster che canta Arrivano gli snorchi, originale di Cristina D'Avena. Che bello essere un puffo, cantata da Cristi, originale Cristina D'Avena. Buon Natale, Jocelyn c'è che canta Rino Rino, Gigi Sabani, il nostro compianto Gigi Sabani che canta Canzone scema, poi c'è Quo Vadis dei Gladiators e la Colegiala di Son Caribe. Ovviamente alcuni sono cover, alcuni sono originali come Malanotte No. Ok, ovviamente questo aveva, essendo un LP, ha anche l'inner sleeve. Guardate che bella l'inner sleeve. E poi c'è il vinile. Penso sia stato usato proprio poco sto disco, grandissimo, Bimbo Mix. E l'ho voluto riprendere proprio perché io sono affezionato a queste compilation, tutti i Bimbi Mix, tutti i mixage, che poi li trovate tutti nel mio canale Mixcloud, c'è www.mixcloud.com/Renato De Vita. Lì li trovate tutti in digitale, sia i Bimbo Mix e sia i mixage che hanno fatto la storia. J&P I Just Get Up. Qui dentro c'è una original mix di 6 minuti e 47 e poi c'è una radio mix di 3 minuti e 14, poi c'è una sax mix di 4 e 39 e una tribal jap di 6 minuti e 21, eccoci qua.
e questo è, opla, qui non dice l'anno, 2003, è quasi recente dal mio punto di vista. Ok, andiamo avanti. Everything but the girl, each and everyone. Everything but the girl, un altro gruppo che è andato fortissimo negli anni 80 e primi anni 90. Questo infatti è dell'84, quindi Everything but the girl, loro andavano infatti fortissimi negli anni 80 più che altro. Bellissimi gli Everything but the girl, each and everyone. Eccoci qua, vediamo se c'è qualcuno ancora connesso. Io purtroppo non posso vedere perché sì, ci siamo, c'è qualcuno. Ok, l'audio si sente? Sì, mi raccomando, chi è connesso scriva se si sente male o se non sentite bene. Inspiration Color Trash, lasciati tentare. Vediamo qui 1996, ok, 1996, lasciati tentare. Perfetto, andiamo avanti. Io penso di poterli fare quasi tutti, va. Articolo 15. Articolo 15, Africa, Spagna, Rasia, Salsa, Song. Vabbè. Questi la Custodia addirittura hanno scritto su un grigio abbastanza chiaro con un rosa chiarissimo, e le scritte ovviamente non si riescono a vedere quasi per niente, per non dire per niente, anche se ci sono scritte anche qui, quindi non è un problema. 1988, qui siamo nel 1988, articolo 15, ok. Malvina James con Free, andiamo proprio veloci, eccoci qua. Questo pure volevo vedere di che anno era. 2000, questo è del 2000, eccoci qua. Malvina James con Free, ok. Andiamo avanti. Questo, se mi ricordo qual è, allora, The Artists, Belo Horizonte. Questo di che anno è? Sta su una cover generica, 1997, cover generica sempre con l'adesivo, come vi ho sempre detto. Questi sono degli adesivi che vengono applicati sulle cover generiche nere, VCI Records, così come il bollino SIAE. Abbiamo già parlato del bollino, questo qui, che alle volte mettevano il timbrino direttamente sul centrino proprio per risparmiare la produzione di questo bollino, e quindi niente. The Artists, Belo Horizonte. Andiamo avanti. Louis Lane, Keep Grooving. Questo è bello perché è fatto giallo e nero, positivo negativo, da una parte in positivo, dall'altra negativo, guardate. Stop and Go, The Groove That Makes Your Move. Music Time, un altro negozio di dischi. C'è il bollino di Music Time, evidentemente un altro negozio di dischi. Chissà se è ancora aperto. Lois Lane, Keep Grooving, Club Mix, Hardcore Mix. Questo pure è un bel disco, ma noi andiamo avanti.
Allora, Anti-Gang One Bam, eccolo qui, Anti-Gang One Bam, eccoci qua, giriamo, 1988, Anti-Gang One Bam. Ah, guardate qui chi c'è, Ghostbuster 2, Bobby Brown, quello che ha fatto Two Can Play the Game, se non ricordo male, from the Columbia Motion Picture, Ghostbuster 2, On Your Own, On Your Own, Bobby Brown, eccoci qua. Mi suona pure la sveglia che mi ricorda che mi dovrei preparare per andare al lavoro. Vediamo se riusciamo però ad andare ancora un po' avanti. Allora, Kim Carnes, Crazy in the Night. Guardate che copertina. Allora, le scritte sono qua, ma veramente è stato usato un carattere di scrittura molto sottile che a stento si riesce a leggere. Ok? Me la avvicino il più possibile. Ecco, forse così si legge. Crazy in the Night. 12 single, questo è un maxi 45 della EMI. Io li sto vedendo insieme a voi, quindi vi do un'occhiata. Quando vedete che mi fermo un attimo sto vedendo il vinile. Irene la medica 7 giorni su 7. Questo pure, scusate, ve la metto così, guardate. Irene la medica 7 giorni su 7. Questo sta su copertina generica e qui parliamo del 1997, Many Records. Ok, Ti tratto meglio remix e l'album version, 7 giorni su 7. Oh, You Are Gergus, You Are Gergus, musica del nuovo spot TV Ferrarelle. Baby Bird su Do It Yourself Entertainment. You Are Gorgeous, Baby Bird. (1998), ve lo faccio rivedere la copertina, bellissimo pure questo. Andiamo avanti. Derek B, Bullet from a Gun. Eccoci qui. Questo è del 1988. Come vedete è tutta musica anni 80-90, raramente qualche 2000. Questo molto molto bello. Questo è mi pare che è un LP, se non ricordo male. No, questo è un maxi 45. Holly Johnson, Heaven's Here. Heaven's Here. Questo è un maxi 45. Guardate che bello. Heaven's Here, Holly Johnson. Io direi di andare avanti fino alla fine, ma tanto ne mancano pochi. Le Otis, On a Mission. Questo si vede così.
eccoci qua, The Otis on a Mission. Questo è dell'89, bellissimo brano. Poi andiamo avanti, qua c'è Asia D, che bello rimanere bambini, ma qua c'è pure Baby Hits, sia vocal che instrumental, e poi c'è pure che bello rimanere. Qui ci sono da quest'altra parte ci sono tutte le parole. Bellissimo, lo faccio rivedere. Che bello rimanere bambini. Baby Hit. Andiamo avanti. Cuori infranti, non sono stupida. Cuori infranti. Ok. Giriamo. Facciamo vedere bene. Ok. E questo ASAP, Music for the Masses, Lovecraft, Never Let Me Down, Behind the Wheel, Nothing, A Game for the Masses, Lovecraft, ASAP Production, e questa è la copertina generica di ASAP Production. Come vedete venivano prodotte queste copertine generiche e poi venivano messe dentro i dischi. Quindi infatti qui il bollino non ve lo posso far vedere, però si vede che c'è qui il timbrino, e infatti sulla copertina il timbrino, il bollino SIAE non era necessario, perché veniva messo il timbro sul centrino. E niente, Music for the Masses, ASAP Production, Never Let Me Down, Behind the Wheel, Nothing, A Game from the Masses. Questo poi è da sentire, non me lo ricordo, questo assolutamente non me lo ricordo. Allora, vediamo qua invece cosa c'è. Father Funking Real Game. Eccolo. Questo sta dentro a un inner sleeve generico, capita più molto spesso, però il disco sta in perfette condizioni, ok? Il disco sta in perfette condizioni. Real Game, Father Funking, ok? Andiamo avanti. La cerveza Rulo i su combo latino. Eccoci qua. Sì, lo stock è un bellissimo stock, devo dire la verità. Ciao Pier. La cerveza. Allora, qui di che anno stiamo parlando? 1998. 1998, la cerveza. A me quello che mi preme è che non ci siano doppioni, quindi spesso mi metto d'accordo con il venditore per mandarmi qualche foto prima e vedo se sono pochi doppioni. Questa, se mi ricordo male, è bellissima questa, perché c'è Yazmo, vedete? Yazmo su Disco Magic Production, e c'è Chariot of Fire, originariamente di Vangelis. Questa dovrebbe essere un mix, e poi c'è pure Atollo, però quella che mi piaceva qui di Yazmo è Chariot of Fire, che è Momenti di Gloria, la colonna sonora di Momenti di Gloria. Diciamo la cui sonorità era stata presa anche per un gioco del Commodore 64 che si chiamava Los Angeles 84, e quindi niente, colonna sonora di Momenti di Gloria, Chariots of Fire di Vangelis. Questa è la versione remixata, e questo disco mi piacerebbe sapere l'anno 1995, e poi bisognerebbe sapere pure Atollo com'è. Magari questo me lo lascio un attimo da parte perché lo voglio sentire, proprio
magari mettiamo proprio quello, tanto ne dobbiamo sentire uno solo. Andiamo avanti. Gino Latino, che in questa veste mi pare non sia Giovanotti, perché come sapete Giovanotti all'inizio della sua carriera negli anni 80 vestiva sia i panni di Giovanotti e sia i panni di Gino Latino, ma questo The Prince mi pare proprio che non c'aveva niente a che fare con Giovanotti, era l'altro Gino Latino. Questo gira a 45 giri, c'è il timbrino SIAE qui sopra, non so se si riesce a vedere, eccolo qui, vedete? Quindi infatti sulla copertina, come vedete, non ci sono bollini perché c'era il timbro sul disco e io non riesco a capire. Alright reserved, ho capito. Vabbè, di che anno è, nel caso me lo dirà direttamente Discogs. E noi andiamo avanti. The Prince, Gino Latino. More and More Remix 93 Ricky Wilson. Questo è veramente il remix di More and More and More. Guardate, remix 93 More and More. (1993) ovviamente, belle belle le copertine, anche bellissime. E noi andiamo avanti, guardate quanti sono, Miss Sex, eccoci qua. Mix Sex. 1988 Disco Magic di Lombardoni, vabbè. Miss Sex, Record and Mix at the Palace Recording Studio. Max e Mike, qui poi vabbè. Ci scrivono quello che gli pareva su questi dischi. Beatnik, Flash Remix 97, Beatnik. Flash Remix, Club Mix, Extended Mix. Sempre Disco Magic di Lombardoni. Beatnik, Flash Remix 97. Beatnik. Guardate. Ok. Joe Squillo. Roulette, My Love Has No Time. Joe Squillo. Bellissimi questi mix, un bell'otto, guarda. Allora, Biagio Antonacci, Baciami Studio e però, sì, stupido, però ti amo. Biagio Antonacci, Baciami stupido, però ti amo. Due canzoni diverse, Biagio Antonacci. Biagio Antonacci, siamo nel 91, io già facevo il DJ in quell'epoca, ma non potevo comprare tutto quello che usciva perché qui si diventava matti. Dai che siamo addirittura di arrivo, ne mancano pochi. Allora, Los Vaina e il bailecito del Pischi. È roba un po' spagnola. Lombardoni, sì, Lombardoni ha pubblicato una marea di roba, ma all'epoca giravano talmente tanti soldi, se vogliamo parlare un po' di questo, attorno a questi vinili, c'erano talmente tanti negozi di dischi, ogni negozio di dischi ne prendeva una marea di copie, ma se vendevano un po' a tutti. Mo lasciate stare questi che sono i mix
che venivano dati un po' ai DJ che lavoravano in discoteca, quelli che organizzavano le feste private a casa, eccetera. Eravamo insomma un po', diciamo, tra virgolette, quasi una minoranza, anche se erano tantissimi, molti più rispetto a oggi, secondo me. Perché, ripeto, aprivamo Porta Portese e dentro c'era Office DJ per feste, diciamo con tutta l'attrezzatura. Alex Britti, mi piace i remix, questo mi pare che ce l'ho, però stava dentro all'otto, che dovevo fare purtroppo. È una seconda copia, io tra l'altro mi diverto con le copie uguali, perché con le copie uguali posso fare dei giochi con i due giradischi, se ci sarà modo e tempo di rimettersi a provarle queste cose, lo farò. Io questo già ce l'ho, è doppione, ce l'ho proprio identico, spiccicato il vinile, quindi sta pure bene pure questo. Sì, si presta per fare qualche giocherello, evitando di usare, diciamo, gli effetti del mixer, perché come vi ripeto, ai miei tempi i mixer non c'avevano effetti, zero, c'avevano manco l'effetto eco, quindi niente. Si lavorava vabbè, io c'avevo già il primo, fu il Davoli, vabbè, lo sapete tutti quelli che mi conoscono, che mi seguono, fu il Davoli, il Junior Disc. Poi ci fu un Gemini, un PMX7 piccolino piccolino, era due canali così, c'aveva Center Father e i gain, perché il Davoli non c'aveva manco i gain, quindi lasciamo stare. Nicky Pop, ma che storia è? Ecco, queste copertine trasparenti venivano per lo più usate per i picture disc, però quando avanzavano venivano usate mettendoci un'etichetta qui sopra, così proprio come è fatta questa, pure per i dischi, diciamo per le edizioni successive, quelle nere, perché questo sicuramente sarà uscito un picture disc di questo brano, ma che storia è? E poi successivamente, visto che magari ha venduto abbastanza, la ristampa è stata fatta nera. Ok? E infatti qui c'è scritto, qui c'è il bollino SIAE, ma che storia è? Quindi è proprio la custodia, è proprio la sua originale. Ok? Oh, gli ultimi due, no, gli ultimi tre. Allora, qui abbiamo Melain Word Up. Questa addirittura è stata stampata diversa, perché se ve la giro questa sta storta, quindi va così e poi così. Vabbè, comunque io tanto li tengo tutti con l'uscita verso l'alto per poter prendere facilmente il vinile. Oh, il penultimo, Legend Keep on Dancing, Legend Keep on Dancing. Questo pure è degli anni 80, me lo ricordo io, 1988, Keep on Dancing, quindi bello pure questo. E l'ultimo, Gemelli diversi, un attimo e ancora. Gemelli diversi, eccoli qui, vediamo che c'è, un attimo ancora, e poi tratti dall'album Gemelli diversi. Questi non dovrebbero neanche essere i remix, questo è un maxi 45, significa che stampavano il 45, infatti c'è 4 minuti al lato A e 4 minuti e 13 al lato B. I maxi 45 venivano fatti perché era molto complicato fare il DJ con un dischetto piccolo da 7 pollici. Ok, allora che hanno fatto? Hanno ristampato i 7 pollici sui 12 per rendere, diciamo, più facile e per rendere più maneggevole, diciamo, il mix, dovendo fare dei mix dei 45 giri. Oh, questi sono tutti da pulire, io ve lo ricordo. Allora, questo lato, sentiamo un po' la mix version di Chariots of Fire. Qui dice 33 rpm, ma io non mi fiderei proprio. Comunque attiviamo la linea in, che sarebbe lo stereo, vediamo se funziona. Io non garantisco, nel caso chiudo la diretta e la riapro, prima ci salutiamo. Allora, vediamo un po'.
Poi appena parte la musica, diciamo, sì, l'inizio è proprio quello. Stacco il microfono, se no c'è ritorno, eh.
Allora, ci siamo sentiti questo bellissimo remix, una rivisitazione del brano di Vangelis, Childs of Fire, colonna sonora di Momenti di Gloria, un altro film molto ma molto famoso dell'epoca mia, degli anni miei, insomma. E niente, Momenti di Gloria. Abbiamo finito, come vedete, scatolo vuoto, quindi diciamo ce la siamo cavata con 2 episodi questa volta, anche se era un bellissimo lotto questo di vinili. Adesso mi aspetterà la fase di archiviazione, pulizia e quant'altro, fotografia, perché io poi queste oggi non sono stato in grado di pubblicare su Instagram perché ci sono un po' di problemi con Instagram. Vediamo se li hanno risolti, perché ho praticamente la fotografia in upload da stamattina, ma niente, non si riesce a pubblicare niente. Il telefonino tenta di mandare ma non ci riesce. Devo risolvere questo problema con Instagram, perché poi domani ci sarà un'altra immagine da pubblicare, quindi vediamo. Adesso io devo andare al lavoro, come avete letto nel testo scorrevole sotto. Lavoro a pizza, vabbè, c'ho Pizza Margherita, diciamo è mia, è una pizzeria a Roma Sud, vicino Ciampino. Serviamo le zone di Morena, Morena Centroni, il campus Ericsson, o anche aeroporto di Ciampino. Facciamo pizza, pinza, fritti e panini di pinza. I panini li potete comporre come volete tramite Just Eat. Andate su Componi il tuo panino oppure Componi la tua pizza, perché oltre alle varie pizze che voi trovate già proposte da noi, come la carbonara, la matriciana, la margherita o non lo so, il carpaccio, cioè abbiamo tantissime varietà di pizze e pinze. Ci sono anche il Componi la tua pizza, che potete scegliere voi, diciamo come meglio credete, la vostra pizza, e ve la componete con gli ingredienti che volete. Il telefono è 06 79 00 899, potete chiamare e niente, lasciare il vostro ordine. Noi facciamo sia a sporto, nel senso che venite voi da noi dopo averla ordinata e ve la venite a prendere e ve la portate a casa, oppure abbiamo i nostri fattorini che ve la consegnano direttamente a casa. Fate l'ordine, potete fare l'ordine anche tramite WhatsApp. Il numero è 377 5231 708. Qui potete fare degli ordini WhatsApp quando volete, noi ovviamente poi vi risponderemo. Abbiamo la possibilità di pagare anche con PayPal, possiamo ricevere pagamenti anche con il bancomat direttamente da casa, senza che venite da noi, quindi diciamo siamo abbastanza attrezzati da questo punto di vista, e quindi potete scegliere voi come effettuare il pagamento, o anticipato tramite PayPal, o direttamente al fattorino in contanti, o addirittura facendone richiesta prima telefonica, perché i nostri fattorini non vanno in giro col POS, però facendone richiesta in fase di ordine, noi possiamo mandare il fattorino col POS a casa e potete pagare con la carta, col bancomat o con la carta di credito. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Io ringrazio tutti quanti di avermi visto, di avermi seguito in quest'altro unboxing di Reni J. Diciamo che da Roma è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo unboxing, che a questo punto mi sa che lo farò a ottobre, perché attualmente non ho, diciamo, in mente di acquistare altro per quanto riguarda questo settembre 2020, che tra l'altro è appena cominciato. Oggi è il 5 settembre, però diciamo già ho preso parecchia roba, quindi per chi mi ha seguito ho preso pure dei vinili, picture disc, Onirica Lab, o colonne sonore di Star Wars, tutte in versione picture disc, della Disney Records, molto molto belli. Ho trovato anche lì un'occasione, perché io sfrutto sempre occasioni, ho modo di pagare questi vinili diciamo parecchio di meno diciamo di quello che è tra virgolette il loro valore commerciale, e quindi quando mi capitano queste occasioni cerco di cogliere al volo, però diciamo senza mai esagerare. Detto questo, un saluto a Roma da tutti. Per chi è di Morena, di Ciampino, contattate la pizzeria, e niente, alla prossima. Grazie di avermi seguito, un saluto a tutti.